Baldini, buongiorno. Buongiorno Rosario. Buonasera, oggi, anzi buongiorno, Sì, oggi è buongiorno. una puntata, guarda, quando io vedo Vincenzo Mollica Vuol dire che c'è qualcosa che di è qui eccezionale. in studio, allora ho chiesto io, Mollica, come mai sei qui? Lui mi ha detto, oggi farete una cosa oggi, eccezionale e non me la voglio perdere. Un evento E proprio. voglio anche che i telespettatori del TG1 Sì. vedano quanto succederà nella puntata di oggi. Perché oggi sì. sarà una cosa pazzesca. Pensate che il folletto della Salaria, Enrico Cremonesi, che non so dov'è, eccolo là, fatti vedere. Eccolo là, Vieni Enrico, è vieni imboscato. avanti. Oggi sta al tavolo con noi. Non suonerà, però vieni, mettiti là, siedi qua. Non suonerà perché oggi il palco non è di Enrico Cremonesi, No. perché avremo un qualcosa di straordinario. Un'orchestra arriveranno, vera. sì, Sì. sono 18 elementi. Sì. Avremo con noi Augusto Enriquez su Mambo Band. Beh, Enrico, verranno qua, sono 8 fiati, c'è una cosa meravigliosa. Tra l'altro, Cremonese, tu che sei musicista, hai sentito qualcosa di Augusto Enriquez? Sì, sono bravissimi. Complimenti, bravo, hai fatto bravo. perché Sono bravissimi. le tue risate da musicista. È musica divertente, suonata bene. Bravo, poi un'altra banalità, di così almeno. Le stagioni non sono più quelle di una volta. Certo. insomma. Comunque non so se notate, non stiamo parlando di calcio, ma ci arriveremo. Sì. Ma ci arriveremo. Dicevi Cremonesi? Di calcio? Io? Ok, parla di potassio che è bene. Senti un po', io avrei un'idea però. Noi non possiamo non fare lo stacco di Enrico Cremonesi, ma visto che non può suonare perché gli strumenti ormai sono tarati per un'altra canta? orchestra, lo fai tu con la voce. No, sai, lo sì. facciamo noi con la voce, ragazzi. No, scusa, senti, senti, io non, a me piaceva lo facessi tu da solo, se no non ha senso. Sì, se no non ha senso. Quindi fai lo stacco, signori, la Enrico Cremonesi Band. Il Sumambo Band. No, senti, Cremonesi, vai. Enrico Cremonesi Ok. Band. Band. 1, 2, 3, 4, pa 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 pa. Grazie. C'è stata anche la vomitata finale. Ma è così. Non ci posso credere. Quasi quasi mi piace più così che quando suona. Lo sai. Perché non lo fai così? Scusa Mollica, ti prego, la vomitatina me la metti sul TG1? Dai, una piccolina. Allora, allora come cominciamo? Allora, intanto tra un po' chiameremo Gianni Minà, perché come sapete Gianni Minà c'è sta serata domani, il concerto. Eccezionale. Chi vuole prendere i biglietti entro oggi lo faccia, perché non so se riuscirà a trovarli. Un paio per Baldini. Sì, sì. Poi insomma si parlerà del nostro grande eroe Gianni Minà, 50 anni di carriera, giornalista, insomma, che più ne ha più ne metta, Qualsiasi ma cosa. ce lo racconterà lui. Adesso Dobbiamo andare là, non No, c'è niente da fare. purtroppo ci dobbiamo Addentriamoci nel terreno minato. andiamo? Sì. Vabbè. Ok. Vabbè. Che dobbiamo fare? Sasà. A te non te ne frega niente. No, Etiope, lui, che gliene frega. Lui tifa l'Etiopia, quindi. Infatti, no. Vabbè. Lo so. Lui lo sa. Oggi sai che mi ha detto? Mi sono rimasti 2 giorni. Faccio te che? Ti permesso di soggiorno. Sono cavoli tuoi. Ti sta scadendo. Io non farò nulla per Assolutamente rinnovartelo. niente, Nulla, Sasà. Niente. Te ne torni lì con la russa faccetta nera all'Abissinia e via. Allora. Dolente nota. Parliamone. Sì. Ieri sera si è consumata la tragedia, perché per noi italiani il problema dell'immondizia adesso è in secondo piano. Governo, per noi niente, niente, è tutto in secondo piano. Chi se ne freghissima. Niente, non succede niente, proprio. Sì. 3 pappine, pere. 3 pere, Una dietro l'altra. Avrei detto supposte, ma tanto il senso è quello. Ieri sera la nazionale, penso che i commentatori, che pure loro ci hanno messo del loro, i commentatori non facevano altro che dire cosa ha quanti detto Bagni? record stavamo battendo negativi. Sono 12 anni che non perdiamo la prima partita e 30 anni che l'Olanda non ci batteva. Prima che Van Nistelrooy ci facesse il primo Cristere, sai cosa ha detto Bagni? Che cosa aveva detto? Ha detto: secondo me questa partita si può anche vincere.
Ma si può. Si può. Io ho sfondato il televisore di Cassini. Quasi. Sì. Ma la cosa più bella secondo me è stata Cassano, che in un momento di tensione, quando tutti erano lì, lui rideva e parlava con le mogli degli altri calciatori. È meraviglioso. Fantastico. Però posso dirti una cosa, uno che tocca 3 palle e una delle 3 è un assist da gol, dovrebbe ben giocare. venga, certo, dovrebbe sempre giocare. Bisogna che giochi. Ma questo poi anche Del Piero. Anche? Del Piero, grande Del Piero. Ma Donadoni è uno che insomma, vedrai che ha capito quello che deve fare. No, ragazzi, non cominciamo, non è che figurati. solo quando l'Italia vince dobbiamo essere. Anzi, ci siamo? Sì. Italia. Attenzione europei, vi leggo alcune notizie che sono uscite in questo momento. Allora, dichiarazione distensiva di Berlusconi sull'Olanda: dobbiamo sentirci vicini, come mi sento io ai Paesi Bassi, non si sa perché. Buffon dopo la sconfitta dichiara la peggiore Italia degli ultimi 12 anni. Donadoni gli replica: prima di parlare aspetta venerdì prossimo. È vero. Dai, sdrammatizziamo. Dai, Robertino Donadoni, dai, che tra l'altro, udite, Donadoni sarà al telefono con noi. Con noi, esatto. Quindi sentiremo che cosa ha da dire. Allora, vogliamo cominciare subito? Sì. Io direi facciamo una cosa. Dopo, ne parlo dopo, perché voglio parlare di una cosa seria, però posso? Non ci mancherebbe. Ma sei Lo sicuro facciamo seria? subito? Sì. Allora fallo subito, Guarda. Ah, sì. È un uomo distrutto. Adesso dico io. Sì. Mi rivolgo a Mollica, forse è meglio che questo non la riprendi. No, ci voleva un sottofondo di pianoforte lento. Un giornale qui sulla Stampa, un articolo della Comazzi. Vai, aspetta che Cremonesi ti fa il sottofondo. Sì, fammi un sottofondo tristissimo. Guarda che è vera sta cosa. Noi facciamo un appello intanto a Rai 3, al direttore di Rai 3, Ruffini. Vai. È stato cancellato un programma. Un programma è stato cancellato, te lo dico subito. Programma che aveva scritto e condotto da anni su Rai 3 questo ragazzo che voi vedete. Ora fanno così perché lavora con loro, difendono. No, capisco perché l'hanno cancellato, lo faceva lui. No. Faceva Federico Daddia. Il programma si intitolava grande programma, fra l'altro. Screen Saver. È vero. La Rai aveva avuto la brillante idea di mettere un programma per ragazzi alle 9 del mattino di domenica. Certo. Io mi ricordo quando andavo a scuola, se mi avessero detto svegliati domenica c'è Alberto Manzi con il marito del potato, te lo devi vedere. Cioè, no, alle 9, l'unico giorno che manco per allora, a un certo punto mi sveglio cancellano il programma. La motivazione è che non è in target con i ragazzi. E te credo, non ci stanno! I ragazzi a quell'ora non ci sono. Ora dico io, un programma ma bello. Sì, perché i ragazzi facevano i cortometraggi. Interessante, molto. Ospiti che facevano la fila, Giovanotti, Elio Storetese, Carlo Conti c'è stato. Quello lo potevi evitare. No, è un amico Carlo, ci manca. I Negramaro, visto che si parla Carlo di gente Conti di colore, Carlo Conti, Negramaro, un sacco di ospiti. Ora tagliarlo perché dicono a posto tuo mettiamo i cartoni animati. Ma si può. Quindi noi siamo attoniti. Siamo molto attoniti, ma soprattutto questo ragazzo c'ha figli, c'ha figli e i soldi che guadagna da noi non bastano perché noi purtroppo ci pagano, ma dobbiamo dare tutto a Baldini perché c'ha problemi. Dunque arrivi secondo, mi dispiace. E non riusciamo. Non è un'ideaccia sbagliata, però. Noi facciamo un appello a Rai 3, al direttore che ci vuole tanto bene, Ruffini. Ci ripensi, Screen Saver è un bel programma, cioè l'unico programma della televisione di Stato per ragazzi. Istruttivo. Dopo non ce n'è. Certo. Poi non dite che i ragazzi si drogano, che fanno, perché gli fate vedere solo i videogiochi, fategli vedere Screen Saver. Esatto. Vi prego, Ruffini, fallo per noi. Mettici una buona parola tu, Cremonesi. Ruffini, fallo per noi. Ecco, adesso Ruffini. Ora sì. Aveva anche una sigla bellissima. Qual è? La sigla era stata scritta da Cremonesi. In mezzo alla strada anche lui. Non si può. Ruffini, mi raccomando, chiamaci al telefono, spiegaci poverino, perché. Se no dobbiamo rimandarlo alla casa del cane. Basta che gli metti il front line dietro e siamo a posto. Abbiamo parlato tanto, ma io chiamerei subito Gianni Minà. Chiamiamolo per vedere a che punto è Gianni Minà. Sentiamo se c'è, deve arrivare. Ma ancora non c'è, sarà per strada. Sentiamo. Pronto? Sono qua. Buongiorno. Sono qui con Augusto Enriquez su Mambo Band. Dove siete? Siamo alla Smati, Viale Pastini. Come alla Smati? Augusto, metti la salsiccia di cinghiale dentro la chitarra. Ma come mettila?
Che state facendo? Augusto, il salame abruzzese lo devi mettere bene dentro la tromba, se no ci beccano, facciamo una figura da poveracci. No. Forza. Ma state rubando alla SMA? No, si tratta di esproprio proletario. Ah, esproprio proletario. O facciamo così o mi rovino, ma tu sai quanto mangiano questi qua, Bisogna dargli da mangiare fin di mezzo alla fame nel mondo. Ragazzi, forza, vai avanti. Senta. Stiamo arrivando, Sì, Mina, guardi che noi in effetti la stiamo aspettando. Scusa un attimo, sì. Augusto? Sì. Non ti scordare di mettere il wurstel dentro il trombone. Ah, certo, perché lì si nasconde bene. Ma come è pieno? Allora dammelo che me lo metto io nel calzino, dammi qua. Augusto, non ti lamentare sempre, forza. Dica, dicevo, ha visto la partita, già che ce glielo chiediamo, della nazionale? L'Italia è un paese democratico, un paese libero, affrancato dal totalitarismo. Sì. Un paese dove la libertà di pensiero regna sovrana. Sì. Ma se ci fosse stato Fidel, Donatoni sarebbe a lavori forzati sulla spiaggia di Varadero. È una cosa che pensano in diversi, devo dire. Mentre i giocatori, sì, le uniche palle che vedrebbero sarebbero le loro, legate col fil di ferro. Senta, ma ieri con chi ha visto la partita? Lo vuoi proprio sapere? Sì, se possibile. Eravamo io, Paco Pegna, gliel'ho chiesto. Ivan Pedrosa, Teofilo Stevenson, Randy Martin, Luciano Chiarucci, Guillermo Vilas, Michela Quattrociocchi, Massimo Ciavarro, Juanco Canu, George Benson, Francesco Alberoni, Tony Maiello di X Factor, Pietro Gerardo. Questo me lo ricordo anch'io. Maiellaro, Gabriella Dorio, Bruno Arcari, Bruno Giacomelli, Bruno Pizzul, Bruno dei Fighi d'India, Paolo Fox pure, Nadia Bengala, Faustina Spriglia, Mario Lavezzi e Dario Baldambembo che mentre c'era la partita cantava "L'amico è una rottura di palle senza fine". Grazie, l'aspettiamo Minà, arrivi presto, grazie. Allora arriva, ha detto che arriva. Sono emozionato, ecco. Guarda, al telefono era già qui Gianni Minà. Eccolo. Quello vero. L'originale. Nel frattempo spero che Ruffini di Rai 3 ci ripensi. Faccia un appello, Minà, screensaver. Io non vorrei, dopo 10 anni mi hanno dato un programmino. Sì. Non vorrebbe perderlo. Aspetta. Lo sai qual è il programmino? Rosario, screensaver. Ti immagini? Screensaver, lo fa lui. Screensaver da Cuba. Ecco perché non lo fai più. No, caro Gianni. Allora so che stanno arrivando, ora appena li annunceremo, loro entreranno e suoneranno Augusto al volo. Enriquez i su Mambo Band. Sono i numeri 1 al mondo. Al mondo nel mambo, sì. Quindi possiamo dire che il pubblico presente in sala è fortunato, insomma. Ascolta della musica e soprattutto senza pagare il biglietto, perché è gratis qua. Ecco, mentre domani invece festona. 15 euro e chi va alla cavea dell'auditorium, se sta all'altezza dell'entrata balla, e al primo piano 3.000 posti per chi non balla. Mamma mia, ragazzi, fantastico. Che seratona. Io ci andrei, ti giuro, però non posso, ho famiglia, certo. cose. Però veramente. Allora che signori, io c'ho da fame, no, sapessi, c'ho mia madre che mi fa scattare l'allarme ogni 2 minuti. Sì, esatto. No, ho avuto la brillante idea di mettere l'allarme, che sapete, i tempi che corrono, gli allarmi vanno messi, e ho detto, mamma, mi raccomando, tu ogni volta che entri schiacci questo, ogni volta che esci schiacci quello. Non ti preoccupare, tanto qualsiasi cosa succeda mi squilla il telefono a me, a mia moglie, a mia sorella, e alla polizia pure, che immediatamente viene. Arriva. Sì, all'1 orario di pranzo, solitamente i ladri rubano a quell'ora. Sì, certo. Comincia allarme mamma, a tutti. Tutta la famiglia Fiorello, fino in Sicilia, come gli succede? Allarme mamma, poi chiamo mia mamma, e ride. Sai, quando sono entrato suonava tutto, ma mica perché ti fanno la festa, gli ho detto, è proprio perché c'è l'allarme, capito? Disinserire. Quindi se dovesse squillare un cellulare è mia madre che tenta di rimettere l'allarme. Allora signori, adesso si aprirà quella porta, entrerà Augusto Enriquez e loro poi entrano velocemente e immediatamente partiranno. Con cosa cominciano, Enrico? Maracaibo Orientale. Maracà? Maracaibo Orientale. Però io ti devo chiedere un favore.
so che Augusto Enrique quanti anni fa partecipò al Pavarotti and Friends? Sì. Quanti anni fa che era? 2002. Nel 2002 all'epoca duettò col grande maestro, sì, a cui noi rivolgiamo un pensiero e anche un applauso a Pavarotti. Certo, no? Duettò con Pavarotti su quale canzone? Chitarra romana. Chitarra romana. Puoi chiedere poi a Augusto Enrique se non gli dà fastidio, No, cioè lui canta e la parte che faceva Pavarotti, voglio dire, modestia la faccio io. Ti prego. Sicuramente accetterà. Il colesterolo tanto è lì. Sì. Con Glielo una chiedi? bella voce da tenore. Da tenore, ok. Signori, siamo pronti? Preparate le mani per gli applausi. Vai. Sta per entrare il numero 1 al mondo, il mambo che cammina, sì, il mambo in persona. Ladies and gentlemen, signoras e signorita. Vai. Arriva. Vai. Arriva. Speedy Gonzales. Arriva Augusto Enriquez y su Mambo Band. Vai. Grandiosa. Mi sembra di... Datemi il pampero! Datemi il pampero! Grandioso. Datemi il sigaro! Voglio il sigaro del rum! Voglio dirti che il maestro arrangiatore, nonché direttore d'orchestra, è Demetrio Muniz, che era il maestro arrangiatore e direttore d'orchestra di Buonavista Social Club. E vai, Muniz! Allora abbiamo dei musicisti pazzeschi, sono sparsi per tutto lo studio, guarda i fiati, allora amico, la mano, eccoli, guardate là sopra, che meraviglia. Ah, guarda, al pianoforte è meraviglioso, ti giuro, voglio una foto, un primo piano suo lo metto Enrico sul comodino. Cremonesi fra 50 anni. Cioè. No, ha una faccia bella, No, è pacifica, fantastico, serafica. grandioso. Augusto, allora, come sta?
Buenas tardes. Buonasera, io traduco. Sì. Tra l'altro, Augusto parla benissimo italiano. Stiamo molto contenti di essere qua. Con Baldigna t'ha già... No, ogni tanto tento sempre di parlare lo spagnolo, perché quando parlo così l'italiano la gente dice sei quello di Roma, e allora io faccio fuori il passaporto, dicono ragazzi io sono extracomunitario, guardate qua che mi hanno dato 85 visti. No, ma col visto. In Italia legale. no, perché sto periodo, sai, non è facile. Vero Minà, che per farli venire in Italia che hai fatto? Sono amici miei, no? Non certo. sempre, per me che ti hanno detto? Moltissimi documenti, moltissimo tempo ci è voluto. Ci è voluto tanto tempo. Sì, molta burocrazia. Però alla fine sono qua. Alla fine sono qua. È vero, Augusto, ti piace a te la musica napoletana? Perché so A me che... tantissimo. Allora vedrete che dopo farà, tutti conosciamo un mambo italiano, no? Mambo. Guarda, il pubblico lo sa, guarda, 3, 4, mambo. Mambo. Quella? In nome di Giovanni, fratelli, vi salutano tutti i giorni. Caduti, mambo. Allora, voi sentirete una versione di mambo italiano con dentro degli innesti di canzone napoletana. Allora, il prossimo brano che facciamo è quello, mambo italiano. Sì. Però prima abbiamo Parliamo di calcio. Parliamo di calcio sì. perché vogliamo sentire dalla viva voce di Antonio Cassano cosa. Sì, come è andata a finire? Com'è andata? Sì. Sentiamo se c'è. Dopo la disfatta dell'Olanda ieri, dell'Italia con l'Olanda, proviamo a chiamare e sentire come l'ha presa Antonio Cassano. Dai. Pronto? Ciao Antonio, alla radio. Tutto bene? Sì, anche tu? Sì, benissimo. Sentite che oggi c'avete il mambo. Ma perché da quando in qua ti interessi di mambo, scusami? Ma sai come mi chiamano a me? No. Mambo Kid. Ah, vabbè. Sta scherzando. Parliamo della partita, senti. Sì, ma perché nel mambo i fiati sono importanti? Sì, ma ieri sera che mi è successo? Guarda, Gianni Minà ha fatto una bella cosa. Portare l'orchestra di Augusto Martelli No, è stata una cosa che veramente... A parte che è Augusto Enrique, ma Cremonesi? Sì. Sì, è Cremonesi questo. No, ma non è amico di Cremonesi, è Augusto Enriquez. Ah, ho capito. Non è Enriquez Cremonesi, dai. Suonano veramente bene. Sì, Domani sono lì. Bene, parlaci della partita. Domani sono all'auditorio. Cosa? La partita, ieri sera. C'è una giornata oggi qua. Sì. E tu non hai idea, il sole austriaco. Un attimo che c'è i miei cugini, ciao. I cassonetti sono questi, i cugini di Cassano. Mi sta domandando. La partita. Domandando sempre della partita. Che c'è stata una partita ieri sera? Ma io direi di sì, Un attimo. Sì. Pronto? Sì? Che cosa vuoi sapere? Senti, com'è andata ieri sera allora? Dai, come l'hai presa? Vabbè. Diciamolo. Vabbè. È mia mamma che gli è scattata l'allarme. Sì, anche. Un'altra volta. Pure a te. Lo so. Anche tu c'hai... Scusate. Sì. Gli ho detto, mamma, disingeriscilo. Eh. Come la mamma di Fiorello. Hanno messo Uguale, la lo stessa stesso cosa, allarme. allarme. Vabbè. Tu... Quando tendono di rubare a casa di Fiorello, automaticamente rubano anche a casa di mia mamma. Ah, ho capito, è collegato. Queste Vabbè, bande, veramente. Vabbè. Dai, parlaci di Abbiamo ieri. preso le mazzute. Oh, bravo. Le trambute. Bravo. Ci hanno fatto il culo a strisce. Oh, diciamolo. Però posso dire una cosa, Sì. Donadò. Donadò. E quando cacchio mi volevi fare entrare? Al 99esimo, quando mi vuoi fare entrare? Diglielo. Senti. Questo no. Perché se non gli diteglielo voi, diteglielo voi. Ok, vabbè. Senti, ma non mi sembravi molto dispiaciuto? Ti abbiamo visto scherzare con le mogli di Gattuso e Zambrotta lì in panchina, ma tu non mi hai visto cosa ho fatto dietro la panchina? Con chi, scusami? Con la moglie di Van der Sar e Van der Vaart. Sì, però intanto sulla Gazzetta dello Sport hanno dato SV senza voto. Ho letto. Ho letto. Mi sono pure annotato il nome di quello che ha fatto le pagelle. Ah, sì, chi è? Il signor Fabio Licari. Della Gazzetta dello Sport. Vabbè, stai calmo, dai. So esattamente dove ha parcheggiato la macchina, signor Licari. Vabbè, dai, ma succede, dai. Comunque la Gazzetta può avermi dato anche senza voto. Sì? Ma le mogli degli olandesi mi hanno dato 9,5 una, 10 l'altra e mi hanno fatto un applauso da 25 minuti, voglio. Grazie, Andò, vai. Grazie a Dodi che io qui sto quando sto io qua. Quando mi
Eccoli, figurati se gli danno torto. Tanto che cosa ci abbiamo da fare? Quando C'è è il la mambo. Aspetta. Sì. Quando è la prossima partita? Il 13. Che abbiamo da fare? Ho un battesimo, scusa. Ma come c'è un battesimo? Devo andare a fare i vecchi. Vabbè, ok. Il 13. Mamma mia. Manco se. Venerdì 13. Pensa voglio. te quanti Se ne prendiamo. buongiorno si vede dal pomeriggio qua. Esatto, quando prendiamo Mamma 9. mia, venerdì 13. Sì. Ma Vabbè. sto scherzando, ci Sì. vediamo venerdì prossimo, gioco titolare. Ah sì, sicuro. Tranquillo, siamo Beh. io, Grosso. Eh. Com'è l'altro? È Piero. Ah, ben Piero. Io, Grosso, Piero, e l'altro che è? Che Piero, del Piero. L'altro che è, l'altro che è? Perdiamo tempo, stiamo qua. Eh? Ah, De Rossi. Beh. Entriamo tutti, state tranquilli. Va. Senti, chi ci avete lì, Gianni? Gianni Minà. Dai, vedo che hai in certa considerazione, meno male. Gianni Mina, io ho il tatuaggio di Gianni Mina. Grazie Antonio, grazie. Rido di cazzoletti. Senti, Sì. ride anche Augusto Enrico. Come fai a... Ah, te l'immagini? Ma anche dai. l'arrangiatore ride. Sì. Ridono tutti. Tutti. Senti, chiedi se per caso conoscono Sì. Mambo Italiano, chiediglielo. La conoscete, no? Mambo Italiano, sì. E se ci mettono un po' di cose napoletane? Pure dentro. Me l'ha Vabbè. chiesto Gigi D'Alessio. Ah, vabbè, certo, tu sei amico di Gigi D'Alessio. Ambasciatore non porta pegno. Ecco, esatto, va bene, esatto. sicuramente. Vabbè, Guarda. me lo fate? Allora, attacchi e partono loro, dai. Attacco e parto io. Vai. Gli do io il tempo. Vai. Un, due, tre. Ma lo capiscono il barese loro? No. No, Purtroppo pare non si capisce. Vai. Quando vogliono parto. Vabbè, ciao. Ci sono? Sì. Scusiamoci un passato, se mio nome di paese è ritornato a Napoli dopo 10 anni a Brooklyn, Pasquale americano, ballando il mambo alla italiana. Il mambo, mambo italiano, il mambo italiano, go, it's all siciliano, all the calabrese, you just smile like you crazy. Il mambo, non want tarantella, no more mozzarella, el mambo italiano, 3 anni chillata, qui si fece a baccalà. Hey, compa, I love how you dance and rumba, by taking some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be the spread your hand, you're gonna wear el mambo italiano, el mambo italiano, el mambo italiano, si tu flaqueta, mi tu flaqueta cantando. El mambo italiano, el mambo italiano, el mambo. Don't do siciliano, don't do calabrese, you dance mambo like the crazy. Mambo italiano. Dici a nostra compagna nostra, che giù per tutto suonia fantasia. Quando spunta la luna mare chiaro, pure lì ci fanno fare l'amore. Compa, me gusta como baila rumba, con paso de baquete tumba, pero eso no es mambo. Pasa por La Habana pa' que sepa que paso no va. El mambo italiano, el mambo italiano, el mambo. Oh, tu siciliano, all you calabrese, you just mambo like you crazy. El mambo.
gonna square, you gonna wear. Well, mambo, mambo italiano, well, mambo, mambo italiano, well, mambo. Poi tu siciliano, oggi calabrese, you this mambo like you crazy. El mambo, mambo italiano, el mambo, mambo italiano, el mambo, mambo italiano, e tu calabrese, you this mambo like you crazy. Mambo italiano. Enrique su Mambo Band. Viva Radio 2. Augusto Enrique, domani sera all'Auditorium. Vogliamo vedere il pienone domani. Ah, veramente? Sì. Beh, pienone domani, quindi si balla. Siamo rapiti da questa musica, caro Gianni. Pensa Vero. che portai il primo dei loro 3 long play sul Mambo a Pavarotti. Lui non li conosceva, ovviamente. E che disse? Li mise sul piatto. E li mangiò? 1 minuto e mezzo. No, se li mangiò. Dopo 1 minuto e mezzo mi ha detto: questi me li porti a Pavarotti and Friends. Subito, Questi suonano subito. Tu non avresti pensato che con la cultura classica di Pavarotti lui avesse apprezzato o gradito questo tipo di ritmo? Dice: questi suonano in una maniera impressionante. Qui lo stiamo constatando. Allora, sappiate che Mollica in questo momento, dopo 2 pezzi, ha già in testa un cappellino verde, dei baffi e un sigaro. E le maracas. E le maracas. Incredibile, guarda. Augusto, allora facciamo una cosa, così io mi preparo, non so se te l'ha detto Gianni Minani. No, cosa? Cosa c'è? La canzone che tu hai fatto. Voglio parlare anch'io in spagnolo. Ok, sì, sentiamo. Okay, così ridiamo, dai. Allora, dai. se guarda, io lo parlo bene. Sì. Te recuerda. La recuerda cos'è? No, recuerda. Un rum? Recuerda. La recuerda. Te recuerda con il maestro Pavarotti, no? Pavarotti. Sì, Pavarotti me recuerdo perfectamente. E la canzone della chitarra. Della chitarra romana. La chitarra romana con 3 R. È più padovano o trevisano? Non sabe. O streghetta. Migo? Sì. Migo, no, Io, ti ricordi Giovanotti? Sì. Io. Brothers and sisters. Io. Me gustaría. no, a mí me gustaría. A mí me gustaría cantar la parte che fu de Pavarotti. Traduce perché Uno ha tradotto il mio spagnolo, ragazzi, vuol dire che parlo in dialetto. No, spagnolo. perfetto, buonissimo, sería una Com'è? cosa. Saria, vedi che si dice Saria, Faria. l'abate, la Maria. Che cazzata, che buono, ho detto l'abate Faria, perché hanno riso, che cosa vuoi? Allora, qua diciamo Calderoli purtroppo ascolta la radio, Sì. Calderoli chiede se avete un mambo padano, non so. Ti immagini? Mambo! Mi veniva da fare. Ce l'abbiamo duro! Esatto. Allora, lo possiamo fare dopo? Allora, ma prima Sì? abbiamo, signori, l'onore di avere Sì. al telefono, diciamo Donadoni. così, lo sconfitto. Noi Sì. contiamo veramente, adesso battute a parte, che l'Italia vinca contro la Romania e contro la Francia, che passi il turno, che sennò pensa che serate, Però voglio dire, Donadoni ha sbagliato una attenzione. partita in 2 anni. Sì, ma l'ha sbagliata Fa già il pesante. processo. ma noi siamo italiani. No, ma poi non c'è Cannavaro, ha dovuto improvvisare i 2 centrali di difesa e abbiamo preso 2 gol perché non c'era la difesa ieri sera. Ecco, c'ha ragione. Quindi stiamo vicini tutti in questo momento a Donadoni. Sì, Facciamogli in molto bocca al vicini. lupo e chiamiamolo, vediamo che umore ha. Sì, dai. Fai una cortesia, conduci tu l'intervista, che Perché sei non più bravo. sai. Io voglio ascoltare. Ok, vediamo se ci può fare un'analisi a freddo della partita. Donadoni? Sì, pronto? Salve. Buongiorno, è la radio, ciao. Sì, vabbè. Senti, ci puoi fare questa analisi a freddo della partita? Ma sì, non è che adesso solo perché c'è stata una partita dobbiamo farmi 1000 domande. Cioè. Comunque sono molto contento lo Ma stesso. insomma. Il pubblico ha visto ben 3 gol. Certo.
Che ha speso il biglietto, è ovvio. C'è stato lo spettacolo, sempre meglio dell'1-0 faceva Lippi, almeno noi tre. Certo. Poi l'arancione è un bel colore, si intonava bene con l'azzurro, sono contento per Van Basten, insomma, è solo una partita. Vabbè. Poi è un amico Van Basten, sì, certo. Senti, i tifosi però non l'hanno mica presa tanto bene. Abbiamo letto che Buffon ha chiesto scusa a tutti. Anche tu vuoi chiedere scusa? Ma no, non è che adesso siamo qui per far tutti quello che fa Buffon. Allora ci facciamo tutti la Seredova. Hai ragione. Non fa una grinza. Non fa una grinza. Senti, però in tanti giornalisti, tifosi, insomma, in tanti hanno criticato la formazione. Sì, vabbè, non è che adesso la formazione faccia la differenza. Ma insomma, quando tu scegli 11, innanzitutto serve culo. Fortuna voleva dire. Ma sì, a volte ti va bene, a volte no, poi i giocatori sono quelli, ragazzi. Cioè, Barzagli, l'ho conosciuto ieri l'altro. Là? Sì, era lì, ho detto, chi sei? Sono Barzagli. Ho detto, avanzava una maglia, Cannavaro è fuori, gliel'ho data a lui, ma in serenità, voglio dire, puoi giocare con noi. Anche Gamberini, non sapevo neanche che esistesse. L'ho scoperto lì. Sì? Sì. Senti, gli altri azzurri come stanno? Ma sì, vabbè, ma non è che ogni cosa bisogna stare qua a fare domande. Vabbè, scusa, allora che non possiamo fare domande. Materazzi, per esempio, in allenamento mi sembrava più in forma. Ieri sera sembrava un olandese, ma non quelli che giocano, uno di quelli che esce dai coffee shop. Senti, lo spogliatoio comunque è ancora unito e affiatato, sì. Sì, lo spogliatoio è tutto unito, i ragazzi mi sono piaciuti tutti tranne Cannavaro. Come Cannavaro? Perché scusami Cannavaro? No, sono rimasto male, ragazzi, gli ho detto scaldati, lui mi ha detto no, non mi alzo dalla panchina. Insomma, non ha voluto farlo. Ma alle stampelle? Ho capito, le poggia lì, si alza e fa il riscaldamento come gli altri. Non è che qua siamo tutti uguali, ragazzi. Vabbè, dai, senti. Comunque siamo ottimisti per la prossima partita con la Romania. Sai già come sarà la formazione lì? Penso di seguire lo stesso criterio che ho utilizzato ieri sera. Ah sì? Ieri sera come l'ha fatta la formazione? A cazzo. Appunto, grazie. Augusto, hai capito l'ultima parola per caso? Era cactus. Allora signori, ci siamo, adesso è il mio momento. È il mio momento. Vai. Perché sai, cantare insieme a lui per me è un onore e me lo metto come medaglietta nel curriculum. Ho ballato con Carla Fracci. Sì? Sì, una volta, stasera pago io. Vero, feci un casquet, mi cadde sul braccio, una meraviglia, pesa 11,2 kg. Sì, ok. Poi? Carla, quella, Liza Minnelli, Celine Dion, John Travolta e Augusto Enriquez. Rocco Siffredi niente? Non ho potuto lavorare perché c'era impegnato con tua sorella, me l'hai messa là. Su un piatto d'argento, certo. Allora, siete pronti? Cosa di Pirla? Aspetta, prendo il testo. Scusate, devo fare un ripasso, solo un ripasso. Com'è quella lì? Suona mia. Com'è? Suona mia chitarra. Ok, grazie. Grazie. Vai, quando tu vuoi. Vai. Fiorellotti al posto di Pavarotti. Quando vuoi. Di stelle, Roma bella mi appare, solitario il mio cuore, disilluso di amor, volle l'ombra cantare, una muta fontana e un balcone lassù, oh chitarra romana, accompagnami tu. Suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza pace e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia
bella fornalina, al balcone non c'è più. Trascina con sé e travolge il mio cuore, una muta fontana e un balcone lassù. Oh chitarra romana, accompagnami tu. Suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza case, senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornalina, al balcone non c'è più. de todo, muchas gracias de Chesto e muchas gracias de Hello e soprattutto di Gianni Minà. El Minà. Grazie a te. Minà, allora Minà, voi dovreste vederlo, amici da casa, è un uomo felice. Sì. È un uomo felice, tra l'altro gli hanno pure dato un programma nuovo su Rai 3 a posto di Screen Saver. Il programma è vecchio, è il vecchio sprint che riproponiamo 25 anni dopo. Quando vai in onda? Andiamo in onda il martedì a pensavo la 11 e domenica. mezza. Alle 9 di alle notte. 11 e mezza, alle 23:03. Quello ormai è diventato un buon orario per la televisione. Comunque noi la seconda facciamo serata. sempre un appello serio al dottor Ruffini di Rai 3, ma veramente lo diciamo col cuore in mano. Dopo salvate il panda, salvate il Screen Saver. Sì. Provate a cambiare orario, provate a metterlo una volta alle 5 di pomeriggio, che magari qualche ragazzo in più c'è. Lo vede. Dopo finisce di studiare, cosa guardo? Mi vedo giovanotti con i ragazzi delle scuole, si vedono le scuole vere italiane, cioè non che si vedono che ti posso dire di qualcosa. Dai, scusa, il programma è tuo, parliamo no, noi. ma lui è in difficoltà, giustamente. Ah, giusto. No, guarda, è un uomo distrutto. Da quanti anni è che esiste Screen Saver? 6 anni. Allora, mi rivolgo a tutti i ragazzi delle scuole che almeno una volta sono stati davanti alle telecamere di Screen Saver, con Screen Saver si sono divertiti, hanno girato dei cortometraggi, cioè fanno cose intelligenti. Hanno fatto figli con Screen Saver. Sì, esatto. Ora mi rivolgo a voi, scrivete a Rai 3 e dite salviamo, cambiate orario, magari alle 9 non funziona, certo, lo sappiamo pure noi che alle 9 non funziona, perché alle 9 i ragazzi dormono di domenica, quindi se riusciamo, Minà, ci avete una buona parola? Io ce la metto moderatamente. Prego Minà, ce la metta moderata. Gliela metta moderata. Una suppostina. Esatto. Un uniplus, proprio
Piccolo piccolo, sì. Già ce l'ha messa così? Sì. Okay. Abbiamo anche il benestare divina. Se qualcuno ci ascolta, ci ripensasse, perché poi ci sono interessi, non si sa cosa c'è. Però magari uno spostamento di orario, che ne sappiamo. Ok, sì, infatti. Va bene, sei contento? Vicino alle lezioni di matematica, la notte, no, quello no, dai. Esatto. Alle Allora, 5 di pomeriggio. Nel frattempo, a voi un altro pezzo ce lo fate, sì. Qui fino a, guarda, poi tanto. Allora, ragazzi, che voi che siete qua, pubblico, ve lo consiglio, domani sera. Andate veramente all'auditorium, qui c'è Gianni Minà, vi fa entrare tutti gratis. Questa no, che l'auditorium apposta. ha richiesto un affitto grosso, grosso, quindi bisogna rientrare, perché se no qui siamo sottoterra, ragazzi. Io sono felice perché domani pomeriggio, proprio nella rassegna che mi è dedicata alla Casa del Cinema, presentiamo i documentari che nella mia vita ho fatto sulla musica, l'Isola di White. Sentite dove è stato? L'ultima volta che Jimi Hendrix, ahimè, ha suonato, poi è morto. Povero uomo. La prima volta e l'ultima dei Doors in Italia, John Baez. C'era sempre lui, Sì, sempre. Ma la cosa, almeno intanto vi fa ridere poi, purtroppo si parla di morte. No, ma mi fa ridere quando lui non so dove era, uno gli sente, c'è da portare sto nero all'ospedale. Era Jimi Hendrix portato da Gianni Minà all'ospedale, era vivo ancora. Avevamo affittato un taxi e c'era la mia fidanzata, allora la mia prima moglie mi disse: c'è un nero che sta malissimo, ci hanno chiesto il taxi che abbiamo affittato, devono portarlo al pronto soccorso. Era il povero Jimmy. Lo intervistasti in quel momento? No, lì è Jimmy alla finta. Jimmy. E poi domani c'è anche il documentario alla Tamla Motown, la casa discografica nera che per prima faceva incidere solo artisti neri, e c'era Stevie Wonder Carlo di 19 Conti, anni, c'erano i Jackson 5 dove la voce solista era un ragazzetto di 10 anni che si chiamava Michael. Noi ce l'abbiamo il nostro Michaelino, eccolo qua. Lui, poi abbiamo il samba, abbiamo la musica afrocubana è uno dei 3 grandi fiumi che diciamo così ha irrorato quello che abbiamo consumato in questi anni. Poterla proporre a questo livello in una trasmissione come questa e riscattarla da tanto olvido, dicono i sudamericani. Riscattarla? Da tanto olvido, da tanta dimenticanza, capisci? Beh, noi siamo contenti, noi diamo spazio. Ieri c'eravamo a Levi che ci ha fatto delle cose al piano, il maestro Alessandroni, ieri il fischiatore. Ma un CD anche taroccato non si riesce ad avere. La musica in televisione ora è un po' offesa. Se un cantante come Fausto Leali di quella bravura deve andare a fare l'Isola dei Famosi per poter cantare, c'è qualcosa che non funziona. Qualcosa c'è, è così. Così Che mondo è? Che mondo è questo? Se Leali non può cantare e Screensaver viene non può andare. Tu guarda, e l'Italia perde 3-0. Cioè, veramente. Tu guarda un cantante della caratura di Fiorello è costretto a fare il pirla alla radio per poter sopravvivere. Ti rendi conto? Io che ho duettato con Augusto Enrique, ora ce l'ho nel curriculum con Lai Zaminelli che mi scrive ogni giorno, mi manda i messaggi. Ci mandiamo dei messaggi con Céline, allora? Sì, Céline. Sì, anche con John Travolta, Sì. L'altra volta siamo rimasti anche quello. No, vabbè. Domani viene Pino Daniele a parlare con noi alla Casa del Cinema di questo problema della musica. Bene, senti Gianni, noi abbiamo allora preparate un'altra cosa, ci fate che dopo cos'è? Ora un bolero e io quiero che lo presente a Minà. Io non ci pensavo proprio. No, sai perché? Sì. Perché Minà sta aspettando da 3 mesi per presentare questo, perché è molto interessante. Sì, perché non dire niente adesso, Gianni, ti prego. Non dire nulla. Gianni. Sembrava un attore di Capri. Sì. No, Capri, io sono di 100 vetrine. 100 vetrine. Ti faccio un 100 vetrine, ti annuncio la pubblicità. Gianni. Sì. Dimmi qualcosa. Gianni. Sì? Non dire nulla. Va bene. Mi basta il tuo sguardo. Oddio. Gianni. Sì. Dopo dirai tutto. Va bene. Sul bolero. Il bolero. Ma è il 100 vetrine o il Gay Pride? No, tesoro, adesso pubblicità. Dino, dammi un crodino. Subito. Hai visto? Crodino regala la Nintendo Wii. E dai, fammi la prova. Ammazza che botta! Crodino regala ogni giorno una favolosa console Nintendo Wii e in più voli ad Hollywood su un set con Fox.
Bel colpo. Mi sa che va in buca. Per parabrezza di vittoria. Crodino, l'analcolico biondo fa impazzire il mondo. Scade il 30 settembre 2008. Regolamento su crodinofox.it. L'innovazione della rasatura Gillette avanza. Da Mach 3 passaggio preciso al nuovo Gillette Fusion Power Stealth. Le micropulsazioni aiutano a ridurre l'attrito. Ottimo scorrimento del rasoio. 8 anni di innovazione e con Fusion Gillette mette a segno la sua rasatura più avanzata. Goditi gli europei di calcio Euro 2008 con una rasatura vincente. Gillette Fusion Power Stealth. Sentirai appena le lame. Sentirai davvero la differenza. Buongiorno, mi dica. Buongiorno, volevo uno yogurt alla frutta naturale al 100%. Le do Iomo 100% naturale alle fragole. Ma è naturale al 100%. Naturale al 100%, che naturale al 100%, se no non si chiamerebbe Iomo 100% naturale. Già, naturale. Al 100%, all'elenco ingredienti più corto che c'è. Iomo 100% naturale è fatto come lo faresti tu. È l'unico con solo yogurt, pura frutta e un po' di zucchero. E solo latte fresco italiano. Per questo Iomo 100% naturale ti fa così bene. Malizia, profumo d'intesa. Questa musica, la riconosci? È quella del tuo Malizia uomo vetiver. Ti riconosco ad occhi chiusi. Malizia, profumo d'intesa. Malizia, il profumo che si riconosce dalle prime note. Gran Soleil, il gran dessert che io vorrei. C'è un dessert che va agitato e nel freezer congelato, delizioso al palato, fa sentire sollevato. Se si cerca di emozione, prova il frutto che ha sapore della passione. Con ingredienti semplici e genuini, senza coloranti e senza conservanti, dal latte fresco delle valli piemontesi, con i migliori frutti della passione maturati al sole dei tropici. Ferrero Gran Soleil, il gran dessert ideale a fine pasto. Limone, mandarino e frutto della passione. Rieccoci, Viva Radio 2, squilla il telefono, sentiamo chi è, pronto? Pronto, scusate. Sì. Allora, sento il casino, mi sentite? Sì, pronto? la sentiamo, pronto? Presidente. Sento male? E noi no, la sentiamo allora, benissimo. Pronto? Sì? Pronto? Sì, pronto? ci siamo. Punto, ci siamo. Seminà? Sì, Ceminà qua. Comunista. Vabbè, comunista. Ognuno, scusi, perché deve... Non siamo più in campagna elettorale. Allora, come sta, Presidente? Innanzitutto volevo schierarmi con quel vostro ragazzo, come si chiama? Sì, Taddia, Federico. Federico Taddia, esatto. Sì. Adesso parlo con Tiraboschi Italia 1 e dico se vuole questo, come si chiama? Screensaver. Ecco, così non piange più, lo mettiamo là e basta. Va bene? Va bene, grazie. Siete contenti? Molto, non so, sei contento lui? Comunque, una tragedia. Quale? È stata una tragedia. Ah, sì. Berna è stata una tragedia. Non è stata una bella partita. Ma chi se ne frega della partita? Allora, il Brunetta. Il Brunetta mi doveva entrare portato per mano da Buffon. Come mascotte della squadra, invece l'avete visto voi? No, in effetti non l'abbiamo visto. Per forza, ce lo siamo perso. Ancora. Purtroppo in quel casino si è nascosto dietro un pallone, l'ha fatto rotolare, usandolo come scudo è uscito dallo stadio. Ma scusi, mi tolgo una curiosità, ma perché Brunetta scappa sempre? Perché è un furetto. È un furetto pieno di ormoni vivi. Lei è piscinin, ma lei è un trapano. Sì. Ha conosciuto una bernese il giorno prima ed è impazzito. Si sono incontrati per caso perché lei ha comprato un pacchetto di patatine e dentro, come sorpresa, c'era il Brunetta tutto pieno. Ma non sai, c'era il Brunetta pieno di sale. Non sa che spavento. Beh, in effetti si è uscito di colpo dal pacchetto. No, ci siamo spaventati perché lei lo stava mangiando. Ah, certo. Ecco, un donnone di 1,80 per 90 kg, insomma, un atleta della nazionale svizzera di lancio del peso. A lui piacciono così, la donna chioccia. Gli piace stare in braccio e farsi cantare Renato, Renato, Renato. Così carino, così educato. Poi sul più bello è velocissimo e le castiga a tradimento. Veloce, Il Brunetta è terribile, la sua forza è proprio la velocità di esecuzione. Fai. Zac zac, è un fulmine, insomma, ne conosco un altro così io, qua vicino a me. Fa impressione, veramente, vedere poi dei donnoni così
finiti come balene sulla spiaggia. La Peppa, addirittura, ma è un fenomeno allora Altro questo. che fenomeno, pensi, c'è la moglie Orfei che me lo chiede tutti i giorni per fargli fare un numeretto con la donna Cannone. Va bene, senta, ma alla fine Brunetta l'avete trovato? Ma che? Gliel'ho detto 1000 volte, metti le molliche in tasca, così lasci la scia di briciole e ti troviamo. Insomma, cosa serve leggere i classici se poi non impari niente? Certo, chi è? Scusate, Il telefonino chiamo di... telefono. Sì. Pronto? Poi Gianfri, sei tu? Dai, È fini questa. riprendi fiato. No, ti mangi le parole, non riesco a capirti. Piange. Cos'è che ha fatto? Ma scherziamo? Passamelo. Umberto, ma sei impazzito? Ma guarda che così mi crei un incidente diplomatico. Lo so che ce l'hai duro, però non puoi mandare un SMS col numero di Gianfranco al presidente Bush con scritto l'euro ce l'ha più duro del dollaro. Ti prego. Grazie Basta, Presidente, ciao. grazie, arrivederci. Ragazzi, si fanno gli scherzi. Eccoci. Senti, oggi vorremmo provare a chiamare Mike noi, vorremmo provare a chiamarlo perché se sente Augusto e Enrico, li ho inventati Sì, io. sicuro, Mi ricordo, figurati. andai a Cuba, ripresi Sì, prima. vacanza. C'è per caso? Non c'è, non risponde mai perché lo sa. Lui lo sa che sono io, lui lo sa e lo fa apposta. Sì, certo, figurati. Vabbè, allora, Augusto, Enrique. Doveva presentarlo Gianni, ti ricordi questo? Augusto, tu, qual è una canzone italiana che ti piace? Una canzone italiana? Ma ci sono tante, chiaramente dopo tanti anni. Ti potrei dire, c'è una che ricordo sempre con molto piacere, che dice così più o meno: qui dove il mare luccica. Zitto. Fermo. Cremonesi, metti dal pianoforte un attimo su. Che accordo è? Sol. Meglio sol. Che mal. Sentite. Qui dove il mare luccica e gira forte il vento sulla vecchia terrazza di avanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto quanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue, ne ve ne sai. Grandioso. Augusto Enriquez. Pochi riescono ad arrivare lassù, L'ha fatta bella alta. fatta bella alta, E il sole è alto e più. Due toni sopra chi? Due toni sopra di Lucio Dalla? Lo yodel praticamente. Cioè, praticamente unito al suo, tra un po' arrivano i delfini. Sì. Esatto. Bravo Augusto. Allora, è il momento. Io ammiro la sua poliedricità. La sua? Poliedricità. Lui canta romantico così bene come canta i ritmi più scatenati del suo paese. Ci vuole una. Tanto poi giovanissimo, insomma, sei un cioè, ragazzo, anche se hai un figlio che suona con te. Sì, vero? sì, Tuo mio figlio è il batterista, cioè Come si chiama? Alejandro. Alejandro. È già laureato al conservatorio, Alejandro, sì. Io sono un giovane di 47 anni. Come noi. E poi tutto questo che abbiamo fatto, tutto quello che ho imparato, chiaramente è stato perché una volta, 21 anni fa, io ero cantante di un gruppo cubano che si chiamavano In Moncada e Gianni Minà li ha portati in Italia. E io sempre ringrazio e porto nel cuore quel momento che mi ha permesso di conoscere voi, di venire tante volte in Italia senza rimanere però, perché io torno sempre. Sì, perché certo. sennò qui sono specialmente ora. E allora però venire in Italia, conoscere voi, conoscere la vostra cultura molto meglio, perché chiaramente prima la conoscevo. Io ringrazio sempre Minà. Grazie Gianni. vai, Augusto Enriquez. Grande. Allora adesso è da 3 mesi
che Gianni Minà questo momento. aspetta di presentare, che ha delle parole particolari da dire su questo pezzo. Allora. La musica cubana, specialmente nei boleri, che sono una musica romantica, è molto estremo come la musica napoletana. Usano spesso un linguaggio che a noi può anche apparire esagerato. In questo caso ci farà anche sorridere. Perché in questa canzone dice: "Esto amor tan fatal", questo amore tanto fatale che mi attenazza la mente, che mi attanaglia la mente. Questa ansia demente. Questa ansia? Demente. Quella che prende a me, sì, quando mi vengono le auree cerebrali. Sì. E poi dice: "Arrancame, strappami, esta idea tan morbosa, strappami questa idea tanto morbosa di desiderarti sempre e di desiderarti come nessuna cosa". Se uno in Italia si sveglia la mattina, vedi tua moglie, dice arranca che te via, chiama il 118 e ti fa portare via, certo. Chiama il 118 e dice: "Subito, c'è mio marito da portare a casa". È un bolero dell'epoca classica, degli anni però 50. Sentitelo adesso con quella, la lingua poi aiuta molto, certo. molto. Quindi Augusto Enriquez, come si chiama il pezzo? Febbre di te. Mazza. Febbre di te, Augusto Enriquez y su Mambo Band. Este amor tan fatal que atenaza mi mente, esta fiebre de ti, estas ansias dementes, este calor de infierno que me abraza la frente, perdonándote todo, tu pasado y presente. Pero no puede ser, no, ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi hombría. Arráncame, Dios mío, esta idea tan morbosa de desearla siempre sobre todas las cosas. Qua. Vieni a ballare, vieni. Pero no puede ser, no, ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi hombría. Dios mío, esta idea tan morbosa de desearla siempre sobre todas las cosas. Grazie musica. Eccolo, il bacio della moglie. Che bello ragazzi, veramente domani sera non perdete questo spettacolo all'Auditorium. Gianni, se vuoi dopo può fare il negro zumbon, la moglie di Augusto. Dai, se volete sì, noi abbiamo ancora un quarto d'ora voglia, dobbiamo solo ricordare due cosette facili che siamo numero uno in classifica con il nostro CD una roba così, alle compilation, ma una robina così.
Posso dire che il disco l'ha fatto Rai Trade, è in vendita già, e c'è il direttore di Rai Trade Piretti che è lì. Rai 3? Senta. No, Rai Trade. Rai Trade, scusi. Lo so. Screensaver non. Ho capito male. Però se volesse mettere una buona parola anche lui. Rai 3, pensavo lui parlasse di Rai Trade. Rai 3. No, se lei conosce Ruffini. Non lo conosci? No, perché è un programma intelligente per ragazzi. Ci me lo levano da è abbacchiato. Ma dove lo mettiamo? Infatti. È un programma bello, Scusa, Bruno Pizzolo, lei che ha visto la partita, cosa ne pensa Bruno Pizzolo che hanno levato Screensaver da Rai 3? Beh, sicuramente non è stata una scelta, come dire, azzeccata, perché andava lasciato. Anch'io mi sintonizzavo alcune volte con i miei amici Buffon, Cannavaro, c'era anche Barzagli, ma Senta, visto che abbiamo nostalgia di sentire quelle belle radiocronache, telecronache, quando faceva un gol, che ne so, Roberto Baggio, andava in estasi lei, vero Pizzolo? È godimento puro. Come il? Godimento puro. Specifica tutte le parole. Era una cosa incredibile. E come faceva? Attenzione Baggio. C'era tipo andava, va Baggio. Prima no, aspetta, parte l'azione normale. Iniziavamo da lontano. Vai. Allarghiamo a sinistra, va Maldini. La mette al centro dove interviene Gattuso, va Ringhio, palla per Baggio, va Roberto Baggio, tiro, palo pieno. Ho sentito anche il palo, una cosa l'ha sentito. E il nostro Pintus, Angelo Pintus, in onda la mattina. Era anche il Donadoni di prima, bravo. La mattina alle 7. Grazie a tutti. Oh, bravo, sullo sport guarda li fa quasi tutti, però rifammi quello, te lo faccio fare ogni volta, però è il pallone di oro? No. Il telecronista di Sky, Sky, Massimo Marianella. Sì. Se non avete presente chi è lo capirete subito. Dai. Eccoci qua, una bella partita, Italia-Olanda. Speriamo che non entri anche Van Persie, perché più di 3 non sappiamo contare. Ma invece non è così, dunque disfatta per i ragazzi di Donadoni, con dietro Barzagli, Materazzi. Bravo. Ma che attenzione per io ho mai visto Marianella. Neanche io, se la voce sì, mai visto infatti. Dai, Pintus, rifaccio. Neanche io ho mai visto, non so neanche chi sto imitando. Senti, fammi di nuovo cosa, ti prego. Che? Pallone d'oro, Shevchenko. Senta Sheva, torna al Milan? Sì. Sicuramente mi piacerebbe tanto fare un diritto rientro, ma non si può. Ah no? Perché non si può? Non so, c'è dietro qualcosa che non mi vogliono più lì. Ce l'hanno contro di me perché deve giocare Pato Paperino. Cos'è questo bambino di 12 anni che deve giocare? Io sono più bravo. Hai ragione. Ma poi come ero io, gente mi amava. Però io amo Danaro e sono andato via. E allora che cavolo vuoi? Angelo Pintus. Allora, signori, adesso prima di Augusto Enriquez ufficializziamo una cosa. Tutti abbiamo parlato di nazionale, abbiamo sentito Donadoni, abbiamo sentito Cassano, ma la voce più autorevole sicuramente è quella del presidente Napolitano, che quest'anno non abbiamo mai avuto, ma oggi per l'occasione vuole parlare. Chiediamogli se ha visto la partita. Ieri alla Casa del Cinema avevamo i suoi 3 compagni di gioventù, Antonio Ghirelli, Raffaele Lacapria e Francesco Rosi. Sono insieme al Liceo Umberto. Compagni al Liceo Umberto anche con Maurizio Barenson e Peppino Patroni Griffi, che invece sono scomparsi. Pensa che bella classe quella. Che classe era, capito? Il preside era Garibaldi, perché non c'è. Nel senso che più autorevoli di loro che era c'è. Giosuè Carducci. Carducci, sì, infatti. Non so. Il papà di Milli e Gabriella Carducci, esatto. Allora, dai. Sentiamo se come ha vissuto da spettatore l'Italia, l'esordio dell'Italia. Castellino del Quirinale, buongiorno. Sì, buongiorno, è Baldini, viva Radio 2. È possibile parlare con il presidente Napolitano? Un attimo che vedo se c'è. Ieri sera è andato a letto a dormire molto tardi perché dopo la partita ha convocato l'ambasciatore olandese per annullare alcuni importanti accordi bilaterali. Vabbè, senti, può vedere se ci dà un commento sulla partita? Un attimo, provo a vedere se c'è, nel frattempo attende in linea. Sì, va bene, grazie. Ecco, questa è la musichetta
d'attesa del Quirinale. Siete in linea con il centralino automatico del Quirinale. È registrato, sì. Se desiderate il bambolotto Cicciobello Donadoni con la balia olandese che lo fa mangiare e gli dà 3 pappine, digitare 1. No, grazie, non ci interessa, no. Se desiderate il pacco di coriandoli per festeggiare con i tifosi olandesi, coriandoli fatti con il contratto appena rinnovato di Donadoni, digitare 2. No, grazie, non può ridere, è registrato lei. Lo so, ma nella registrazione ho messo anche la risata. Oh, vabbè, ok. Allora. Se desiderate passare il turno, digitare il numero telefonico di Marcello Lippi. Grazie, no. No, volevamo un'altra cosa. È possibile parlare con il presidente? Un attimo che vedo se può rispondere. Giorgio! Sono Ma dai. Dove siamo veramente? A prima porta, dai. Sentiamo. Caro paesano e care paesane. Uanima bello. Che mazziatuna È vero. gamma pigliata. Sì. Ci hanno dato 3 scoppole a forma di tulipano che m'hanno intussacata la serata. Lo so. Ci hanno fatto un mazzo a tarallo. Scusi presidente, però per i non napoletani cosa significa mazzo a tarallo? Cioè. Baldi, ha presente un normale deretano standard italiano? Sì. Bene, ora ha presente il diametro di un tarallo sugna e pepe in vendita sul lungomare Maggioline. No, però vabbè, posso immaginare. Ora unisca i 2 elementi dell'equazione e otterrà il fatidico mazzo a tarallo. Ho capito, presidente. Lei si riferisce alla bruciante sconfitta degli italiani da parte degli olandesi, questo? Baldi, le dico solo questo. Fino a oggi gli olandesi ci chiamavano figli del mandolino, figli della pizza, figli dei spaghetti. Dopo la partita di ieri io ho emanato un decreto per definire gli olandesi. Cioè? Figli dei mulini a vento olandesi, ma soprattutto figli e zoccoli olandesi. Perché ci sono gli zoccoli, giustamente, ha ragione, certo. Ora vi saluto, viva l'Italia, viva Berzot, viva Lippi e viva Do. Cosa do? E viva Dona. E viva Donadò. Niente, non ce la faccio. Va bene, presidente. Forza Napoli. Okay. Arrivederci, grazie. Ci siamo, Augusto, chiusura. Augusta, chiusura. Augusta, te è paese tuo, certo. Lapsus freudiano. Una canzone che è un mambo guaracha que se llama. ¿Cómo se llama? Maestro, venga acá, ¿cómo se llama la canción? Francesco Guayavalle. No, Francisco Guayavalle. Francisco in italiano Guayavalle. Francesco Guayavalle. Vabbè, non c'è problema. Allora, siamo pronti con Francisco Guayavalle, come non so come. Francisco. Guayavalle, va bene. Allora, Augusto Enriquez su Mambo Mujeres de San Francisco, vengan todas a bailar, que quiero tenerlas cerca para poderles cantar. Quiero saber si es verdad lo que dicen en La Habana, que ustedes son las cubanas que más saben guarachar. Qué bueno está Francisco Guayabal. Hay quien dice que la maya porque un día se quemó, que sin plumas se quedó un gallo que está en moro. Y por eso digo yo que no me hagan más cuento, que en Francisco el elemento sí sabe bailar el son. Qué bueno está las mujeres más lindas son de Guayabal. Y cuando están bailando, oye, ninguna puede parar.
no me hagan cuento, ni de gallo ni de incendio, que Francisco Caballero tiene un guayabal de fuego. Buscando guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga mentón, que suenen como suenan las de guayabal, que saben bien y saben bailar, y bailan lindo, y bailan bueno, que cuando bailan no tienen freno. Cha 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 por aquí, guarachita pa' allá, bailan el merengue, bailan también los boleros, y cuando oyen la timba mueven la cadera como un avispero. Yo me quedo a vivir, yo no me quiero ir para ser feliz. Grazie, volevo dire che mi sono anch'io fatto questo assolo di tromba che avete sentito, ero io. Prova di fare qualcosa, sentiamo. Eri tu, ero io, si capisce proprio dalle note che hai messo. Sì. Grazie Augusto, grazie a te e alla tua band e i nostri amici che sono di passaggio anche a Roma per un weekend domani all'Auditorium e poi lunedì a Napoli, venerdì a Milano e sabato a Lavagna. A Lavagna, pensavo Lavagna. A Lavagna, sì, Lavagna, esatto. La Lavagna italiana. Quindi sapete già, pensa a Napoli quando farai i pezzi quelli là napoletani. Vabbè, spero di farlo bene, se no ma... No, siete bravissimi. Io direi ancora un applauso per Augusto Enriquez in su Mambo. Grazie. Abbiamo finito, signori. Gianni Minà, 50 anni di carriera. Chi vuole oggi pomeriggio c'è Luis Sepúlveda, lo scrittore cileno, con la moglie Carmen Yanez, che oggi parliamo di America Latina nelle giornate della Casa del Cinema. Avete capito con chi parla Gianni? Sì. Così con Sepúlveda, giusto che passa qua così, eh? Dove siete alla Casa del Cinema? Casa del Cinema è alle 8 Sepúlveda. Bene, allora grazie ancora a Gianni Minà, grazie al TG1 che è venuto qua oggi all'improvviso. Ciao amici del TG1, saluta Mollica, saluta Mollica, saluta a tutti, salutiamo. Amici, salutate il TG1, eccoli là, guarda che bello ormai. Minà sta ballando, scusate, sta ballando Mollica. Bene, abbiamo così concluso, appuntamento a domani. Che abbiamo domani? Domani c'è Morgan dei Blue Vertigo, gli Aran Quartet, i ragazzi che hanno vinto X Factor, e Diego Abadantuono. Uno con nome italiano. Sì, c'è. Allora, puntatone, io fuggo perché vado all'asilo a prendere mia figlia. Vi saluto. Salutiamo Van der Sar che è venuto qui con noi, Dodo Testa alias sosia di Van der Sar, è uguale? Non ho capito, dici al microfono Gianni. Puoi venire domani alle 8 con Pino Daniele a fare ce la faccio. La sera io sono chiuso. Anche dalle 8 alle 9. Purtroppo già Pino me l'aveva detto. Vieni anche tu, aspetta. Che fa un secondo lavoro, fa il portiere, no? Non ce la faccio, attenzione. Allora oggi c'è stato un faccia a faccia di un'ora fra i Donadoni e i giocatori. Purtroppo dopo 20 minuti di faccia a faccia eravamo già sotto di 2 gol. Va bene, dai, si scherza per, come dire, esorcizzare un'altra sconfitta. Che Dio ce la mandi buona, anzi sicuramente ce la manderà buona. Mi azzardo un pronostico? No. Venerdì 13, no? Guardatevi in faccia. L'Italia vincerà questo europeo. Basta, l'ho detto io. Sono d'accordo. Allora, ne prendiamo minimo 8. Ciao. L'hai detto, lo so che l'hai detto. Ciao a tutti.